ricordava prima il sindaco, di un lavoro che abbiamo fatto tutti insieme. Io devo ringraziare l'Associazione dei Comuni del Terremoto e della Ricostruzione, i tanti sindaci che hanno collaborato, i volontari della Protezione Civile, la Chiesa, tutti coloro che hanno voluto per i 40 anni del terremoto ritrovare quel senso di comunità che è stata poi la fortuna della ricostruzione. Lo hanno detto anche il sindaco e il presidente della provincia prima di me. Molto si parla del cosiddetto modello Friuli. Non pensiate che il modello Friuli è soltanto un mattone sopra l'altro, seppure costruito dov'era e com'era, con la forza, la determinazione e il coraggio che abbiamo ricordato, è qualcosa di più. Il modello Friuli era un senso di comunità, è stata un modo di coscienza, è stata onestà, buon senso, capacità di ritrovarsi, senso di solidarietà, voglia di tornare ad essere quello che si era prima dell'orcodato. E credo che questo senso di comunità sia il modello a cui guardiamo quando ricordiamo quello che è accaduto. Noi oggi ricordiamo ovviamente, doverosamente, chi non c'è più, ricordiamo tutti coloro, lo diceva il sindaco, che hanno lavorato a quella ricostruzione anche delle coscienze, anche della cultura, l'Università del Friuli che è nata anche su quelle macerie. Ma allo stesso tempo vorremmo che questo modello diventasse un modello di patrimonio comune di tutto il nostro paese, perché troppe volte abbiamo visto che non si è risposto con lo stesso modo, con la stessa coscienza, con la stessa capacità, con la stessa onestà della ricostruzione del Friuli. E credo che oggi, tanto più, noi dobbiamo essere vicini alle popolazioni colpite, anche a quelle che magari abbiamo quasi dimenticato, che pure sono ancora lì e ancora non hanno ritrovato la loro casa e il loro senso di comunità. Questa vicinanza noi la stiamo dimostrando con dei fatti concreti. Io davvero, lo hanno fatto gli altri, ma lo voglio ribadire io, grazie di cuore a tutti quei volontari, ai tecnici della protezione civile, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine. Se possiamo dire che la regione Friuli Venezia Giulia, insieme al genio militare, ai vigili del fuoco, ha consegnato la prima opera del dopo sisma ad Amatrice, è perché veniamo da quell'esperienza, da quelle coscienze, da quel coraggio, da quella forza, da quella determinazione. Queste sono le ore nelle quali le coscienze erano affiancate. Chi guarda la rassegna stampa del settembre del 1976 ci si chiedeva se ce l'avremmo fatta, se c'era speranza. Bene, ce l'abbiamo fatta, la speranza c'erano le persone e gli uomini giusti. Facciamo in modo che le persone e gli uomini giusti ancora oggi possano ricostruire quelle parti del paese che sono andate perdute in pochissimi secondi e che vogliamo non solo ritrovare, ma rendere ancora più belle. Grazie.